torta di un compleanno o quello che preferite. Ed è sempre una buona giornata, soprattutto in Italia, per uscire dal carcere, però oggi è un anniversario importante, 11 febbraio 90, usciva dal carcere in Sudafrica Nelson Mandela. Allora, dette queste cose che fanno un po' da preambolo di ogni giornata, perché siamo nel solco di una storia che a volte addirittura si ripete, voi sapete benissimo a che cosa state andando incontro se state ascoltando Rebelot e se sono le 16:36. Ebbene sì, andiamo avanti con la nostra risposta rebelottiana al Festival di Sanremo, ossia Va Pensiero Stupendo, la nostra grande kermesse musicale radiofonica che cerca il leghismo in quei cantautori che leghisti, tesserati, ortodossi certo non sono. Ieri, e parlo degli esclusi, abbiamo sentito gli Schiantos che si sono schiantati in finale contro uno dei favoritissimi, Alberto Fortis. Abbiamo sentito Edoardo Bennato che addirittura in una canzone C'era un re fa una controstoria del risorgimento che neanche Gilberto Oneto ne fa di quel tipo lì. Abbiamo sentito i Raz con la loro canzone Indiani Padani, ci hanno riportato nel 1992 quando si parlava già di Padania, nonostante Bossi non avesse ancora decretato quel nome nel vocabolario della politica. E poi abbiamo ascoltato anche Elio e le storie tese con la loro Terra dei Cachi, che è un po', diciamo così, un ritratto di questo paese che, nonostante siano passati più di 20 anni da quella canzone, non è molto cambiato. Allora, siamo arrivati, questi erano gli esclusi, invece alle semifinali. In semifinale sono arrivati il Davide Van der Spross, che è peso massimo, favoritissimo, Cochi e Renato, che ieri hanno vinto con Nebbia in Valpadana lo scontro contro un avversario comunque molto molto temibile, che era Elio nella categoria comici. Poi abbiamo Alberto Fortis con A voi romani, che ieri si è imposto sul concorrente che era gli Schiantos Italiano Terrone che amo. E poi quarto semifinalista Giorgio Gaber, che con Io non mi sento italiano ieri ha sconfitto Edoardo Bennato. Oggi iniziamo con la prima semifinale, li ho divise un po' così. Allora, una semifinale di quelli che comunque usano il dialetto, se non tutta la canzone in dialetto, la parola in dialetto scappa, e gli altri due invece quelli che usano la lingua italiana e fanno del leghismo in puro idioma nazionale. Quindi avrete già dedotto, o voi perspicaci all'ascolto, che la semifinale di oggi è tra il Davide Van der Spross e Cochi e Renato. Dovrete decretare quale di queste due canzoni è più leghista. Come ogni festival che si rispetti, però, non c'è solo una canzone in concorso, ed è una bella sorpresa vedere come questi cantautori non hanno fatto solo una canzone che può essere paraleghista o vicina al leghismo, ma più canzoni, e c'è un imbarazzo della scelta. Oggi quindi sia Davide Van der Spross che Cochi e Renato gareggeranno anche con una seconda canzone, ma prima di dirvi qual è questa seconda canzone vi faccio sentire sia di Van der Spross sia di Cochi e Renato il pezzettino della canzone selezionata ieri, che è un più leghista di tutta la canzone, proprio il distillato di leghismo. Partiamo da Davide Van der Spross, distillato di leghismo dalla ballata del Cimino, ed è questo qui. El ved la faccia grisa del mutuscaf della finanza, el ved anche un'alfa lampeggiare, poteva me scappare.
secondo me, il distillato proprio puro di leghismo che c'è in Nebbia Valpadana, quindi il contrasto tra la napoletanità cantata, servita e riverita dalla televisione, dalla radio e dalla cultura, diciamo quella ufficiale italiana, da Renzo Arbore, patrimonio nel mondo, che viene un po' presa in giro dal Renato Pozzetto che fa il verso al napoletano, e poi parte con questo ritratto che racconta davvero, sembra di essere su una strada provinciale di una qualsiasi delle contrade tra Genova e Trieste, con quel panorama urbano che se da una parte è degrado, ma dall'altra, con la leggerezza di Cocchi e Renato, diventa qualcosa di familiare e che fa parte di uno stesso mondo che la Nebbia in Valpadana riesce a contenere e in qualche modo ad abbracciare. Questi sono i due distillati di leghismo, di Nebbia in Valpadana e del Cimino, le due canzoni con cui i nostri semifinalisti sono arrivati in semifinale. Ma dicevo, parteciperanno oggi con due altre canzoni, e quindi la sfida di oggi, alla quale voi parteciperete votando per SMS o l'uno artista o l'altro, quindi non focalizzatevi troppo sulla canzone, ma state su la difficile, già difficile domanda, amici: se è più leghista Davide Van der Spross oppure Renato Pozzetto e Cocchi Ponzoni, e oggi con Iannacci anche, quindi abbiamo un trio contro uno, quindi già è difficile la domanda. Spero che le canzoni che abbiamo preso vi aiutino nella risposta, e partiamo con Davide Van der Spross. Ma prima di dirvi il titolo vi lascio lì ancora un secondo, perché il concorso è troppo importante e vi devo ricordare il numero per SMS: 346 64 277 56. Ripeto, 346 64 277 56 per mandare il vostro SMS. Scrivete Davide Van der Spross se secondo voi è più leghista Davide Van der Spross, oppure Renato Pozzetto se secondo voi sono più leghisti Cocchi e Renato. Dicevo, di quale canzone oggi sentiamo in argomento paraleghista di Davide Van der Spross? Beh, è La Balera, e penso sia inutile raccontare il perché. Insomma, la vittoria del contadino umile paesanotto che ruba la donna in una sagra di paese al maresciallo dei carabinieri, e quindi c'è tutto l'antistato e la rivincita del lavoratore sull'impianto parastatale, o almeno così la vedo io. Ma facciamo cantare lui, che è meglio.
vi voglio in alcun modo condizionare, però diciamo che secondo le mie previsioni, che già vi raccontavo ieri, quando va il brano di uno dei semifinalisti, i suoi fans sono più attivi. Quindi adesso è andato il brano di Davide Van der Sfross e posso dirvi che c'è un leggero vantaggio di Davide Van der Sfross, però la sfida è veramente difficile, perché Van der Sfross contro Renato Pozzetto per alcuni, io sono convinto, è anche una scelta molto molto dolorosa, però prendetela sul leggero, è un gioco e fate il vostro gioco, per l'appunto. 346 64 277 56. Il nostro Va Pensiero Stupendo continua con la risposta di Cochi, Renato e Iannacci a Van der Sfross. Questa è Ho visto un re, e mentre va la canzone scrivete se secondo voi è più leghista Cochi e Renato oppure Davide Van der Sfross, e oggi avremo il primo finalista. Di questa canzone un psicodramma di cui voglio darvi conto, come se fosse una partita di pallacanestro
Davide Van der Spross aveva un discreto vantaggio dopo il suo pezzo, ora ve lo posso dire, era 5-2. Durante l'inizio di Ho visto un re ha incrementato leggermente Pozzetto, ma non riusciva ad arrivare alla parità, addirittura siamo arrivati a un distacco di 12-9, sempre per Davide Van der Spross, quando stava finendo la canzone di Pozzetto. Di lì sono arrivati 3 SMS che hanno portato la situazione in completa parità al 12-12, e io dico, in questo caso il regolamento che il nostro notaio ha per le mani, ci sarebbe la cinica lotteria del filo diretto, e quindi bisognerebbe aprire le linee per prendere la prima telefonata, che è quella che si prende tutta la responsabilità. Questo sarebbe successo se ci fosse stata davvero questa parità, perché proprio sul finire, proprio mentre Iannacci, Pozzetto e Cochi cantavano "e noi lì là e sempre allegri bisogna stare", sul filo della sirena sono arrivati i 2 voti che hanno deciso questo nostro scontro di semifinale in favore di, so che siete in fervente attesa, in favore dei 3, Renato, Cochi e Iannacci, che sconfiggono Davide Van der Spross 14-12, e questa abbiamo quindi i primi finalisti, che sono loro 3. Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto ed Enzo Iannacci, che vanno in finale. Ovviamente il capo squadra è Renato Pozzetto, che peraltro in un altro dei nostri giochi tra il serio e il faceto che abbiamo fatto si era addirittura aggiudicato la medaglia d'argento del personaggio mitologico del leghismo, subito dopo Vercingetorige era arrivato in finale con il suo personaggio nel Ragazzo di campagna. Questa dimostrazione che Pozzetto è assolutamente una pietra centrale dell'immaginario leghista e paraleghista, tant'è vero che, se notate, anche l'imitazione molto fortunata che fa Maurizio Crozza di Matteo Salvini è sul modello di Renato Pozzetto, e lui stesso lo ammette, proprio perché è all'interno del nostro immaginario con grande forza, perché addirittura per la seconda volta, al secondo gioco in cui partecipa come personaggio, è arrivato alla finalissima. Già era arrivato l'Artemio del Ragazzo di campagna alla finale del gioco che avevamo fatto, mitologia leghista, ossia quei personaggi reali, storici, di fantasia che in qualche modo rassomigliavano al leghismo. Ecco, Artemio, Ragazzo di campagna, era arrivato in finale, sconfitto poi da Vercingetorige in quell'appassionantissimo voto per internet, peraltro, e non in maniera così netta. Ebbene, abbiamo il primo finalista di Va Pensiero Stupendo, ed è Renato Pozzetto. Quindi, se volete, proponetevi anche con la canzone con cui Renato Pozzetto dovrà andare in finale, e non perdetevi domani, sempre su Rebelotto, sempre in apertura di puntata tra le 16:30 e le 17, la seconda semifinale, quella diciamo tra altri 2 pesi massimi, ossia tra Giorgio Gaber e Alberto Fortis, per decretare chi andrà a contendere a Renato Pozzetto il primato. Vi ringrazio anche oggi di aver partecipato numerosi a questo gioco, che, ripeto, è stupido ma non è così stupido, e vi lascio immaginare il perché, anche perché l'abbiamo detto nelle scorse puntate, e ci salutiamo andando verso il GR con un'altra delle canzoni che mi avete segnalato di paraleghismo. È una canzone un po' esotica perché arriva dalla Puglia. Loro sono gli Après la Classe, sono un gruppo pugliese che ha scritto questa canzone, si intitola Mamma l'Italiani, e che fa un ritratto, diciamo, dell'italiano medio, che secondo alcuni di voi che ci avete scritto in questi giorni è, diciamo, vicino all'immaginario che la Lega in questi anni ha portato avanti. Après la classe, Mamma l'Italiani. Tune into the Key of Sounds and Blues. Mamma l'Italiani.